dentro, c'è delle anime, ascolta la preghiera nostra per i nostri sacerdoti, illumina i pastori nella scelta, i direttori di spirito nel consiglio, gli educatori nella cultura delle vocazioni. Donaci sacerdoti che siano angeli per purezza, tutti perfetti nell'umiltà, serafini di santo amore, eroi di sacrificio, apostoli della tua gloria, salvatori e santificatori delle anime. Cuore sacerdotale di Gesù, cuore immacolato di Maria, perché poi lui non torna a noi.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Diamo lettura della lettera del Monsignore Arcivescovo in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Monsignor Luigi Melis. Carissimo Don Luigi, ho ricevuto il tuo invito a partecipare il giorno 30 giugno 2017 alle celebrazioni del tuo 50° di sacerdozio. Impegni di visita pastorale già programmati da tempo mi impediscono di essere presente, ma desidero tuttavia esprimere a te e alla tua comunità la gratitudine mia e di tutta la Chiesa cagliaritana per il tuo lungo cammino sacerdotale e per le caratteristiche con cui si è sempre realizzato. Non è facile poter vedere un ministero così zelante e pronto a rispondere alle necessità dei parrocchiani e delle parrocchie, unito sempre alla capacità di accogliere tutti con un sorriso, capace di sciogliere tensioni e preoccupazioni, preparando così la strada alla grazia divina che vuole entrare nei nostri cuori. Un ministero pienamente incarnato nella cultura e nelle tradizioni religiose della nostra arcidiocesi, aperto alle nuove necessità e alle frontiere della nuova evangelizzazione nello spirito di Papa Francesco. 50 anni di sacerdozio, lo stesso periodo che abbiamo attraversato insieme, ci hanno dato la grazia di vivere un periodo intenso e ricco della vita della Chiesa, contemplando l'azione dello Spirito Santo in mezzo ai rivolgimenti sociali e culturali che hanno caratterizzato la seconda metà del XX secolo e la prima parte del XXI. Siano rese grazie al Signore, a Maria Santissima Regina degli Apostoli, a Santa Barbara e a tutti gli altri santi patroni. Mentre assicuro la mia vicinanza nella preghiera, confermo la mia unione di cuore e di spirito, chiedendo per te al Signore lunghi anni di servizio sereno e svolto in buona salute, sostenuto dalla collaborazione di tutta la comunità parrocchiale. Dato a Cagliari il 24 giugno 2017 dal Palazzo Arcivescovile a Rigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari. Caro Don Gigi, mi perdonerà questa espressione familiare in questo contesto, ma così mi piace e ci piace chiamarla, con quel vezzeggiativo che le venne dato da Don Cara Dolianova e che ormai abbiamo fatto nostro. Nell'ottobre del 1953, ormai 64 anni fa, lei lasciava questi colli per andare a compiere i primi studi ad Asti, tra i figli di San Giuseppe, e salutava questo simulacro della Madre di Dio con la dolce melodia della salutazione angelica, che già al sorger della luce si levava dalla chiesa parrocchiale. Quante volte durante i suoi studi, prima ad Asti, poi a Dolianova, infine a Cuglieri, il pensiero sarà tornato su queste alture, sentendo ancora una volta i canti del raccolto, il suono delle launeddas, il grave e solenne suono delle campane, che da generazioni richiamano alla preghiera questa comunità. Ma ecco che dopo tanto tempo, tante difficoltà e perché no, tante paure, giunse quel giorno tanto atteso e sperato non solo da lei, ma anche dai suoi buoni compaesani che in tutti gli anni della formazione le sono state vicini e con la preghiera e coi loro mezzi. Il 29 giugno del 1967 diventava per le mani di Monsignor Paolo Botto sacerdote di Cristo. Don Raimondo Podda, di felice memoria, così ha lasciato scritto nel Liber Chronicus della parrocchia. 29 e 30 giugno 1967. Ordinazione e prima messa di Don Melis.
Data storica per la parrocchia. Un umile figlio del popolo ascende all'altare per la prima volta. Si tratta di Don Luigi Melis, un ragazzo da tutti stimato per la sua povertà e per la sua semplice bontà. È stata una giornata di festa per tutti. Tutti hanno partecipato attivamente. Numerosi sacerdoti e compagni gli hanno fatto corona. I bambini della parrocchia hanno cantato la messa di Caudana Laus tibi Christe, preparata per l'occasione. Lacrime di gioia si vedevano in tutti i visi. Per la prima volta la Santa Messa è stata celebrata di fronte al popolo, fatto che ha contribuito ad una maggiore solennità e a più intima partecipazione al Santo Sacrificio. Alla sera nel salone la breve accademia è stato un trionfo. Tutti, bambini, giovani, compagni, vecchi amici, hanno voluto adire a Don Luigi il loro affetto e la loro gioia. Bellissimi bambini dell'asilio e la scenetta dell'ultima cena realizzata dai chierichetti. Le parole finali di Don Melis hanno strappato le lacrime a tutti. Ringraziamo il Signore per queste lacrime e ci auguriamo che possiamo piangere tante volte in occasioni come questa. Tutto il popolo era commosso fino alle lacrime, perché la situazione di povertà della famiglia era tale che, dalla numerosa famiglia di Don Melis, non si sarebbe mai potuto aspettare che un figlio diventasse sacerdote. È proprio vero, le vie del Signore sono infinite. Quel lontano ottobre del 1953, partendo fra i Giuseppini, probabilmente immaginava di dover diventare missionario, di dover andare a portare il Vangelo nelle terre più sperdute, tra le genti più svariate. Invece, dopo aver esercitato il ministero, servendo il Signore tra le popolazioni di Quartuccio, Silius, Assemini, Suelli, Furtei, Vilasor, Domus de Maria, Nurli, è giunto nuovamente tra noi come nostro pastore. Si immaginava di dover andare a portare la buona novella negli angoli più sperduti del globo terracqueo, ma il Signore le ha chiesto di portare a noi la sua parola, affidandole una missione certamente non facile. Mi emoziona il suo pensiero di tutti quei volti, di tutti quei ricordi, di tutte quelle emozioni, ansie e speranze che affollavano la sua mente, mentre, disteso sui sepolcri dei martiri sardi, risuonavano per le pesanti volte della primaziale le litanie dei santi, e non riesco neppure ad immaginare con quali sentimenti, con quali ricordi oggi ascende all'altare, preparato su questo colle dedicato alla sua cara Santa Barbara, sotto la più perfetta delle volte, nel più perfetto dei templi, quello che Dio stesso ha edificato, perché ogni uomo contemplandolo, elevasse il suo pensiero all'Eterno Fattore. Il Santo Padre sovente ci ricorda in quale modo si debbano condurre le relazioni all'interno di una famiglia, ricordandoci 3 parole: grazie, scusa, permesso. E credo che in queste possano trovar sintesi i sentimenti di questa comunità in questo giorno speciale. Grazie per averci insegnato a dire grazie. Grazie per tutte le volte che ha amministrato il battesimo, per averci insegnato il valore della confessione e dell'Eucaristia, per aver celebrato ogni giorno per noi la Santa Messa, per averci ricordato il valore della parola di Dio, la radicalità e la sovranità che essa richiede nella vita cristiana. Grazie per aver accompagnato tante coppie al matrimonio cristiano, aiutandole a edificare vere chiese domestiche, famiglie aperte alla vita, fedeli testimoni dei valori del Vangelo. Grazie per averci ricordato che non siamo soli in questa valle di lacrime, ma abbiamo una Madre in cielo che ci dà aiuto validissimo. Grazie per averci accompagnati nei momenti più dolorosi della vita e in quelli più dolorosi dei nostri cari. A titolo poi personale, la ringrazio per tutto quello che ogni giorno ha fatto per me in questi primi anni di formazione, aiutandomi a superare le difficoltà e gli scoraggiamenti che si incontrano in questo cammino formativo, ricordandomi come l'ideale della vita del prete, del seminarista, deve essere sempre e soltanto Gesù Cristo.
scusa. Le chiediamo scusa per tutte le volte che non l'abbiamo riconosciuta tanto nel suo ruolo di pastore, ma nelle sue vicende umane. Le chiediamo scusa per tutte le volte che non siamo riusciti a sostenerlo, per ogni volta che con la nostra risposta alle sue iniziative l'abbiamo scoraggiata. Le chiediamo scusa per tutte le volte che l'abbiamo lasciata sola mentre lavorava per noi e che siamo stati ingrati nei suoi confronti. Permesso. Le chiediamo il permesso per il tempo a venire, il permesso di continuare in un rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia pur nel rispetto dei ruoli, il permesso di continuare a chiedere di confessarci, di celebrare per noi la Santa Messa, di continuare ad essere il nostro pastore. A nome di tutta la comunità parrocchiale la ringrazio di tutto quello che ha fatto per noi e che, Dio volendo, continuerà a fare. Ci uniamo oggi al ringraziamento che eleva a Dio in questi suoi 50 anni di sacerdozio, per tutte le cose che, come scrisse nel santino della sua prima messa, ha fatto in lei colui che è potente. Il santo sacrificio della messa, domandiamo perdono al Signore dei nostri peccati. Miei cari fedeli, celebriamo il 50° di sacerdozio di Don Luigi Melis, ma celebriamo anche il dono del sacerdozio ministeriale fatto dal Signore a tutta la Chiesa. Preghiamo insieme, diamo gloria a Dio, lode a Dio per questo dono, il più geniale, fatto dal Signore a tutta la Chiesa, il dono del sacerdozio ministeriale. E invito tutta la creazione, cieli e terra, a dare gloria a Dio, a ringraziarlo di tutti i doni e anche a chiedere perdono perché siamo fragili peccatori e a chiedere tutte le grazie per me e per voi, necessarie per il presente e per tutto il futuro. Voglio che ciascuno di voi presente che partecipa se ne vada a casa certo che il Signore dà tutte le grazie spirituali e materiali. Chiedo al Signore che mi faccia quest'oggi il dono di dare a voi tanta salute, tanto bene spirituale e materiale. Io gli ho chiesto una grazia e l'ha già concessa. Se avessimo celebrato alcuni giorni fa, il sole vi avrebbe torrefatti come dei chicchi di caffè. E il Signore invece ci ha mandato una bella nube, anzi tante nuvole, per proteggerci, come per 40 anni ha protetto gli ebrei che usciti dall'Egitto verso la terra promessa avevano tanto bisogno di questa nube, altrimenti sarebbero stati bruciati. Bene, il Signore ci incoraggia a chiedere con fede tutte le grazie e ce le darà, per questo ci ha già concesso. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia gravissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
immensa bontà mi ha chiamato all'intima comunione con Cristo eterno sacerdote nel servizio della Chiesa. Fa che io sia annunziatore mite e coraggioso del Vangelo e fedele dispensatore dei tuoi misteri, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Annuncerò, Signore, la tua salvezza. Annuncerò, Signore, la tua salvezza. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annuncerò, Signore, la tua salvezza. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annuncerò, Signore, la tua salvezza. Dite tra le genti: il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Annuncerò, Signore, la tua salvezza. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù rispose ad Andrea e Filippo: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Miei cari fedeli, chiedo venia se sono io a tenere il discorso di circostanza. L'arcivescovo, avete sentito, per motivi di apostolato presi in antecedenza, quindi impegni inderogabili, non è presente, però è presente spiritualmente. E allora, miei cari fedeli, la prima cosa che devo fare è innanzitutto rivolgere un saluto affettuoso, cordiale a tutti i sacerdoti presenti. Un benvenuto e un saluto ancora alle reverende suore. Un saluto al nostro signor sindaco, all'amministrazione, un saluto agli altri sindaci e a tutte le autorità civili. Un saluto a tutta l'autorità militare presente in mezzo a noi. Un saluto al popolo santo di Dio. Benvenuti. Un abbraccio cordiale e commosso a tutti quanti voi. Siamo qui, miei cari fratelli e sorelle, per celebrare il 50° di sacerdozio di un povero cittadino di questa terra, di questo paese di Villasante. E davvero voglio che abbiate a lodare Dio, a dare gloria a Dio, a ringraziarlo e anche, terzo, chiedere venia, perdono delle nostre fragilità e ancora chiedere grazie per il presente e per il futuro. Quindi associatevi a me a questo lode a Dio, a questo grazie, alla richiesta di perdono. Miei cari fedeli, voi riceverete un'immagine in ricordo dove ho scritto che il raggiungimento del 50° di sacerdozio è un miracolo della misericordia di Dio. E prosegue dicendo: grazie Signore, un grazie a te grande come sei grande tu. Davvero è già un miracolo l'essere arrivato il 29 giugno 1967 al sacerdozio, ed è la Madonna che ci ha voluto a noi ordinati nel 1967, in quanto quell'anno ricorreva il 50° delle apparizioni della Madonna Fatima. E oggi, in quest'anno, quei sacerdoti che hanno preso l'ordine sacro e hanno celebrato la prima Santa Messa celebrano il 50°, nel centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima. A noi, sacerdoti del 1967, la Madonna ci ha messo nel cuore un messaggio di preghiera, un messaggio di conversione,
di penitenza, un messaggio di salvezza da lanciare a tutto il mondo. Ci siamo impegnati, non so se abbiamo raggiunto lo scopo, se abbiamo raggiunto, diciamo, la meta che ci siamo prefissi. Miei cari, un miracolo l'arrivo al sacerdozio per me, perché come ha accennato il seminarista Tommaso, un frutto anche lui della nostra terra, Villa Saltese, davvero, diciamo, eravamo una famiglia estremamente povera, ma onesta e laboriosa. E qui davvero devo ringraziare i miei genitori per aver impresso in me lo spirito di sacrificio, lo spirito di rinuncia, di mortificazione. Era un periodo in cui non solo la nostra famiglia, ma altre, diciamo, soffriva davvero la fame. 1940-50 si è fatto fatica a riprendere condizioni economiche almeno, diciamo, normali di vita. Ebbene, miei cari, devo ringraziare il Signore per avermi chiamato ad essere il suo ministro, sacerdote in eterno. Io dico sinceramente quello che è verità. Già da piccolino, già nella prima infanzia, che va da 0 a 3 anni, soprattutto nell'ultimo periodo della prima infanzia, e nella puerizia da 3 a 6 anni, già avevo chiare le idee. Cioè ero stato fatto da Dio per fare il prete, per fare il sacerdote. Io non sono stato mai chierichetto. La mia vita si conduceva tra casa, campagna, casa, scuola e la domenica in chiesa. A questo sono stato sempre fedele. Quindi le cose che ho appreso, diciamo, per illuminazione, ispirazione da parte di Dio, sono queste. Non le imparate dal catechismo, non me le hanno dette a casa, nessuno me ne ha parlato. Però io lo chiamavo lui, colui che mi chiamava mi ha fatto capire questo. Io sono colui al quale si deve sempre dire di sì, non si deve dire mai di no. Non permetterti di dire di no. E il Signore mi faceva capire che dovevo fare il mestiere di colui che ogni domenica all'altare celebrava la messa. Era Don Mario Conte. Questa idea quindi era radicata in me. Don Alba Francesco Villa Saltese, il 18 agosto del 1949, celebrò la prima Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo qui a Villa Salto. Dopo la prima Messa si mise tra una balastra e l'altra al centro e, allargate le mani in questo modo, tutti i fedeli venivano a baciare le mani. Anch'io, 9 anni, sono andato a baciare le sue mani. Mi ha preso la testa fra le sue mani, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: "Porta una vacci de brevi". Sono andato a casa così felice, così contento di queste parole, perché era la conferma della chiamata di Dio. Ho detto: ma allora ce l'ho anche scritto in fronte, se io sono fatto per diventare freddo. Ma correvo andando a casa, era una giornataccia, un vento, volavano le tegole da una parte all'altra. E arrivato al portone di casa, il ventaccio l'aveva scardinato, diciamo, dai punti in cui era stato fissato.
ho aperto l'anta del grande portale di legno, ebbene ho corso verso la porta di casa attraversando il cortile e il portale mi è caduto dietro le spalle. Diciamo, se tardo mi avrebbe ammazzato con sicura morte, eccetera. Sono arrivato ai piedi di mia mamma e ho detto: mamma, non avevo una faccia di vedi, figlio mio, cioè, quasi quasi ammazzava il portale. Miei cari fedeli, diciamo la vocazione. Ma sentivo dentro una spinta tremenda a parlarne col parroco. Ero in quarta elementare e un giorno ero timido. Busso a casa del parroco, si trattava di Don Arialdo Cosso, e gli ho detto: senta, perché sei venuto? Senta, io voglio diventare come lei, come me. Si è alzato dalla sedia e mi ha indicato la sua. Senti, fai tu il parroco. Ah, io non rubo il posto a nessuno. Ha capito? Invece cosa vuoi diventare presto? Sei in quarta elementare, fare la quinta, non hai ricevuto nella prima comunione, non hai ricevuto la cresima, e cosa vuoi? Bene, miei cari, mi sono preparato per ricevere la cresima il 20 aprile del 1953. Un mese dopo ho ricevuto la prima comunione, il 21 giugno 1953. Miei cari fedeli, io non ho mai usato le scarpe e a 13 anni ho calzato le prime scarpe, correvo in campagna come un lampo. Ebbene, queste scarpe hanno un significato e il Signore mi ha fatto capire una cosa. Vedi, hanno tentato una volta le maestre elementari, quando eri a scuola, vedendomi scalzo, fanno una colletta e, diciamo, mi comprano un paio di scarpe. Sei contento? Sì, le porto a casa. E mamma continua: che bello, ha infilato il piede in una scarpa, mamma. E dico: ma lo sai che mi vanno bene queste scarpe, non sono così belle, eccetera. Mamma aveva i piedi come la fatta dai capelli cortili, piccoli, andavano. Mamma, se ti vanno bene. Il giorno dopo sono andato a scuola scalzo come prima. E dice: cosa hai fatto? E dice: mamma, così e così, le ha volute lei, eccetera. Ma questa è una pagina di libro cuore, di libro di povertà, altro che libro cuore, eccetera. E ho continuato. E miei cari, prima di andare in seminario, partire per Asti, ho avuto le prime scarpe. Il Signore, sapete cosa mi ha fatto capire? Queste scarpe hanno un significato. Queste scarpe servono per camminare verso la perfezione, verso la santità, verso il sacerdozio, e per camminare, diciamo, nelle strade dell'apostolato. E quindi li ho usati il 3 ottobre 1953. Sono partito, esco da casa con un valigione enorme fatta dal falegname di Compensato, c'era scritto numero 76, era il mio numero come seminarista ad Asti. Ebbene, prima di prendere la corriera per il Villa Saltesi, Grazia Borrego, sono entrato in chiesa, si cantava il rosario. A Villa Santo un tempo, ancora oggi, ma di sera, ma allora il rosario si cantava tutti i santi giorni nel mese di ottobre. Alle 5:30 di mattina sono entrato in chiesa, c'era questa statua della Madonna, la Madonna del Rosario. Mi sono avvicinato e le ho detto: Madonna mia, se ho varteni, aiutami, aiutami là. E la Madonna mi ha aiutato e sono diventato sacerdote. Voi vedete a questa parte la statua di Santa Barbara.
La festa di giugno, solenne, grande, vengono migliaia di persone dall'Uliastro ancora oggi. Ebbene, io rubacchiando qua e là, avevo raccimolato qualche soldino per mi spaziare, l'autosconto, qualche cosa di buono da mangiare, eccetera. Bene, sono partito dalla parrocchia per venire qua. E durante il tragitto c'erano tante bancherelle, ma tanti poveri che gridavano versa carità, versa carità. E io correvo, ma oggi sentire arrivi, avevo soldi in tasca. Bene, durante il tragitto ancora, versa carità, arrivo qua dove sono seduto e c'erano a quella parte, a questa parte, tanti di quei poveri che tutti assieme dicono versa carità, per carità. Ho preso i soldi, tutti quelli che avevo in tasca, e li ho infilati nelle mani di uno di questi poveri. E a me sono entrato in chiesa triste e nero come la pece. Vabbè, si era accabato, non avevo più soldi. Mi avvicino alla statua di Santa Barbara e sento una voce. Santa Barbara è morta per me, ha dato il suo sangue. E tu? Era la chiamata al sacerdote. Miei cari, ecco perché c'è la Madonna e Santa Barbara. Miei cari fedeli, così diciamo, come non aggiungo altro, perché il mio itinerario l'ha fatto appunto Tommaso, quindi diciamo siamo riusciti a studiare. Ma io devo ringraziare in questo momento i genitori, mia madre e mio padre, per aver fatto sacrifici enormi. Cito solo un particolare. Dopo essere venuto da Asti, sono entrato nel seminario di Dorianova. Allora il seminario era Dorianova. Eravamo tanti e tali seminaristi che Monsignor Giovanni Cogoni, che era il rettore, aveva deciso di ricevere quei seminaristi che versavano la quota in anticipo. Se non avevano la quota in anticipo, a casa, perché erano tanti e tanti, in modo da fare una certa selezione. Ebbene, mi aveva presentato mia mamma a Dorianova, da Monsignor Cogoni. Signore, ce l'hai su? No. E allora si riprende il figlio. E io ho detto, no, io non me ne vado. Come tu riprendi già la legge, l'obbedienza doveva finire. Lui non vuole. E lui era Dio per me, già così lo chiamavo da bambino. Non vuole lui. E allora, signore, faccio così. Lei parte, domani porta i soldi, se non porta i soldi, il figlio se lo riprende a casa. Mamma poveretta, cosa fa? È andata in giro bussando qua e là, ha venduto tutte le galline per raccimolare i soldi, li ha versati, così ho studiato, diciamo, a Dorianova, 3 anni, poi, diciamo, 8 anni a Cudili, il mio compagno qui, diciamo, con Giovanni Ausi, abbiamo studiato insieme circa 11 anni, ecco, quindi, diciamo, siamo diventati sacerdoti. Ebbene, miei cari fedeli, qui il 10 luglio del 1967, qui nell'altare di Santa Barbara, celebravo la messa di ringraziamento. E allora, miei cari fedeli, qui devo ringraziare mio padre per l'educazione che mi ha dato, un'educazione ferrea, dura. Mio padre ci svegliava tutti di notte, alle 4, mamma protesta, no, dependessi i botis, e andavamo in cammino tutto il giorno, si svegliava presto. Ebbene, miei cari, questo mi è servito per tutta la vita. Io mi alzo tutti i giorni alle 5 di mattina e vado a letto alle 11 di notte. Ma questo, diciamo, questo stile di vita, diciamo, acquistato in famiglia, l'ho conservato un po' per tutta la vita, perché era la giornata tipo di Gesù. Infatti nel primo capitolo del Vangelo di San Marco si legge di Gesù. Al mattino presto Gesù si alzò quando ancora era buio, e uscito si ritirò in luogo deserto e là pregava. L'inizio della giornata si alzava quando era ancora buio per pregare. Poi
diciamo, il termine della giornata, cioè della giornata tipo di Gesù. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati. Giornata quindi, mattina presto, poi la sera, dopo il tramonto del sole. Miei cari fedeli, ho sempre seguito Gesù. Cari fedeli, ho girato tante parrocchie, come voi sapete, Quartuccio viceparroco, Silius 2 anni viceparroco, poi 5 anni parroco, poi a Semini, dopo a Semini Suegli 10 anni, dopo Suegli Furtei 6 anni, dopo Furtei a Villa Sor 9 anni, dopo Villa Sor Domus de Maria ho fatto solo 11 mesi, in un anno in pratica nell'arco di un anno ho avuto 2 trasferimenti. Mi chiama l'arcivescovo, Monsignor Antonio Pietro, senti, allora non vuole andare nessuno. E cosa dobbiamo fare? Senta, lei è l'arcivescovo, ordini, e qui si fa l'ubbidienza perché l'ho giurata quando mi ha fatto sacerdote. Volmitis mia obbedienza e reverenza, ultimo sì. E allora, ecco, mi ha dato 10 anni. Miei cari fedeli, all'ordinazione Gesù ci ha cambiato il cuore. Ci ha dato il suo cuore, vi ho amato sempre, ho amato tutti, quindi fin dalla mattina, e voi siete testimoni, chi è presente, la chiesa spalancata, qualche volta alle 5, qualche volta 4 e mezzo, qualche volta alle 6, massimo alle 6, 6 e un quarto, sempre, per dire a tutti che la grandezza del sacerdozio consiste in questo: ha il potere di rendere presente il Figlio di Dio, creatore del mondo, salvatore di tutti, renderlo presente in mezzo al popolo, tra di voi, miei cari fedeli. E io ho spalancato la chiesa di mattina per dire a tutti: venite che Gesù vi aspetta, Gesù è per voi, miei cari fedeli. E poi un'ultima cosa, mi sono fidato ciecamente di Gesù. Voi sapete che dalle fondamenta ho costruito anche qualche chiesetta, eccetera, salone, ho riparato tutto. E quando io dovevo eseguire un lavoro senza avere i soldi, si capisce, eccetera, eccetera, senta, lei, il muratore, venga, faccia il lavoro, sono pronti, sa, non era vero, ma era vero in questo senso, che Gesù è la ricchezza, e diciamo chi si fida totalmente, pienamente di Lui, che è Dio, potenza infinita, miei cari, Dio fa miracoli, capite? Dio aiuta i matti, e io sono stato matto e mi ha aiutato, non ho lasciato debito da nessuna parte, miei cari. Infatti, quando viene qualche coppia di sposi e dice: sentite, voi siete giovani, sposati da poco, ma cosa aspettate a fare il figlio? E sa, il lavoro manca, disoccupati, eccetera. Senti un po', fidati di Gesù Cristo, che è la potenza di sempre, ubbidisci, collabora con Dio per trasmettere la vita, Dio aiuta i matti, fai il matto e sarai aiutato, se non fai il matto non sarai aiutato. Questo, miei cari, è l'insegnamento che lascio a tutti quanti. Pregate per me, miei cari fedeli, che sia sempre un buon sacerdote, di cuore grande, fedele al Signore, e se Dio vuole che mi dia un po' di vita per continuare a fare ancora un po' di bene. Continuiamo la celebrazione della Santa Messa. Io chiedo una cosa al Signore, voglio un regalo da parte sua, che tutte le persone che ho incontrato nella vita e che mi sono passate anche solo vicino sfiorandomi, le voglio tutte in cielo, tutti in paradiso, a dare gloria a Dio per sempre. Miei cari, questo è il regalo che oggi voglio, e voglio un altro regalo. Voi avete problemi, ci sono malati, disoccupati. Gesù, voglio anche quest'altro regalo, che tu dia oggi, per il mio giubileo, che dia questa grazia grande di dare grazie a tutti, celesti favori a tutti. E ti chiedo un'altra grazia, un'amnistia generale. Vedi, tanti mi hanno aiutato nella vita, eccetera. Qui io ho l'elenco dei papi ai quali mi sono ispirato nella predicazione, ho l'elenco anche dei vescovi, ecco, ma diciamo tante persone mi aiutate. Oggi, Signore, devi fare una cosa, devi concedere un'amnistia
a tutte le anime del purgatorio, sono milioni e milioni che sono nel purgatorio. Signore, spalanca le porte del paradiso e ricevi tutti, svuota il purgatorio. Questo è il giubileo, il frutto del giubileo, il dono del giubileo che ti chiedo, Signore, e tu lo puoi fare. Signore, benedici questo popolo, benedici la mia famiglia, benedici quelli che mi hanno aiutato, benedici quelli che mi hanno dato offerte o doni in natura, benedici tutto e tutti. Oh Signore Gesù Cristo, te lo chiedo in nome di tuo Figlio morto e risuscitato, te lo chiedo in nome della Madonna tua Madre, te lo chiedo in nome dei 40 milioni di cristiani morti martiri nel corso di 2000 anni di storia, te lo chiedo per il nome di tutti i santi del cielo, e così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Uniamo le nostre voci e i nostri cuori in un'ardente preghiera a Dio Padre, perché fonda il suo spirito sull'intera fraternità sacerdotale e su tutto il popolo di Dio. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. Per tutti i presbiteri che in quest'anno celebrano il loro giubileo, perché diventino sempre più conformi a Cristo, sommo ed eterno sacerdote, preghiamo. Per il nostro fratello e padre, che oggi nell'Eucaristia rende grazie per il 50° della sua ordinazione, perché il Signore gli dia forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani del Vescovo Paolo, preghiamo. Per tutti coloro che sono stati illuminati, confortati e riconciliati mediante il ministero di Don Gigi, perché facciano fruttificare sempre più la grazia ricevuta mediante la parola e i sacramenti della fede, preghiamo. Per tutti i collaboratori, i familiari, gli amici di Don Gigi, perché il Signore li confermi nel suo amore e li ricompensi di ogni gesto, parola e opera compiuta per la causa del suo regno, preghiamo. Per il popolo cristiano, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttifichino in generose scelte di vita al servizio della comunità, preghiamo. Per tutti i defunti che sono particolarmente presenti nel ricordo e nella preghiera di questa giornata giubilare, perché possano godere della gioia perfetta nel convitto eterno, preghiamo. Padre Santo, origine e fonte di ogni bene, tu hai arricchito la tua Chiesa di una molteplicità di carismi e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. Nel disegno della tua provvidenza, tu mi hai chiamato a servire il tuo popolo come annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. Ravviva in me il dono dello Spirito che mi è stato trasmesso mediante l'imposizione delle mani del Vescovo, perché nella totale adesione alla tua volontà possa portare con gioia sempre più grande il peso e la grazia della missione ricevuta. Nell'imitazione di Cristo, sommo sacerdote, fa di tutta la mia vita un'offerta pura per il calice prezioso che hai posto nelle mie mani, per renderti grazie con l'assemblea dei fedeli e magnificare con Maria, Vergine Madre, le meraviglie del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva per mano questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Benedici, Signore, questo sacrificio di lode e rinnova con il vigore del tuo Spirito il ministero sacerdotale a cui senza mio merito mi hai chiamato, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta, lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito, in Cristo tuo Figlio eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi tu scegli e costituisci dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.
Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto ed asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele, Santa Barbara, San Cristoforo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Arrigo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
la parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Miserere
gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma soltanto la parola che io farò. Per la Santa Comunione ci saranno 6 ministri, 2 qua davanti, 4 in fondo. Ci avviciniamo al ministro più vicino.
ringraziamo. Qui tutti lo possono confermare, soprattutto quando vedono Don Gigi nelle nostre parrocchie, la fila dei penitenti. Qualcuno alla volta non intendi, ma non è vero, sì. Questa è una malignità. Ma invece perché dispensatore di buoni consigli, testimone verace, lo sentiamo nelle prediche, gagliardo. Davvero Don Gigi, grazie per l'entusiasmo sacerdotale, grazie soprattutto per la sua continua disponibilità. Quando la chiamiamo per sostituire, lei apre l'agenda e dice eccomi, e segna subito. Grazie per questo suo esempio. Grazie anche a nome di tutta la forania, di tutti i fedeli, di Silius e di Goni in particolare. A Silius che l'hanno vista parroco nel fiore del suo inizio del sacerdozio. E oggi ne abbiamo una rappresentanza. La ricordano con amore e con affetto, insieme anche alla bellezza dei suoi ricordi, famosi ricordi del suo inizio di sacerdozio, dei suoi racconti che sembrano usciti davvero dai libri di storia, avventure trasportando vivi e morti. Famoso è il racconto di Gustav Vemina che ha fatto il giro del mondo di Ballao. Noi non li diciamo oggi così, come lei dice bonariamente, a sa santa gloria, no. Io lo dico ad multos annos. Grazie per essere amico, confratello e soprattutto confidente. Grazie per il suo esempio, glielo dico dal profondo del cuore. Grazie di esserci. Grazie per i suoi 50 anni vissuti insieme a Gesù. Per me, per noi, è una gran bella figura, è un grande esempio. Grazie per tutto quello che ci ha dato. Gli auguriamo salute, gli auguriamo di celebrare altri giubilei sacerdotali con lo stesso fervore dell'inizio. C'era un bellissimo adagio che io dico sempre ai miei fedeli: Signore, fa che ti ami più di ieri e meno di domani, perché domani ti amerò di più. Auguri Don Gigi, auguri. Buonasera a tutti. Caro Don Gigi, caro veramente, perché lei in questi anni che è stato qui ci ha dimostrato veramente cosa vuol dire essere forti, no? Dando dimostrazione anche ai giovani, no? Cosa vuol dire naturalmente essere sempre costanti nelle cose. Ricorre oggi il suo anniversario sacerdotale, sono trascorsi 50 anni da quel 30 di giugno del 1967, in cui celebrò la sua prima Santa Messa di d'Assalto. Non si possono
esprimere a parole le emozioni che nascono dal cuore. Sento comunque di poterle affermare sia personalmente che a nome di tutta la comunità villasaltese la nostra partecipazione più completa nel porgere i più sinceri e affettuosi auguri, attestando la nostra vicinanza di figli devoti, che mai verrà a mancarle. Questo ci conti su queste cose. Possiamo considerare come spontaneo il sentimento di stima e di gratitudine che nutriamo nei suoi confronti, sia come persona, come villasaltese e come sacerdote. Mai ci ha fatto mancare il suo appoggio incondizionato in ogni momento. Mai, proprio mai. Ogni volta che siamo venuti da lei ha avuto sempre delle belle parole per noi. Ed è per questo che rinnoviamo con unanime partecipazione il sentimento di speranza, nella certezza che lei mai ci farà mancare questo amore. E la preghiera, soprattutto, che ne abbiamo tanto bisogno, l'umanità e la dedizione per tutti gli anni che verranno. Speriamo che siano molti. Con gli auguri, stima e immensa gratitudine, a nome mio, del Consiglio Comunale e di tutta la comunità villasaltese, vi diciamo sempre grazie. Caro Gigi, permettimi chiamarti Gigi, non chiamarti né Monsignore né Don, perché sei stato sempre un amico carissimo e tra gli amici si dà del tu. L'11 luglio del 1971 tu hai preparato la mia ordinazione sacerdotale, hai guidato il Sacro Rito e il giorno successivo nella chiesa di Santa Felicite Perpetua in Silius, prima della conclusione, hai letto la benedizione papale che dovevo impartire proprio in questa circostanza. Dopo averti abbracciato e ringraziato sentitamente, ti dissi: mi auguro che possa ricambiarti questo servizio in un'occasione del tuo giubileo. Ho conosciuto 2 giubilei. Primo, quando tu lo hai celebrato il 25esimo con solennità, eccetera, ed ero presente e ho compartecipato alla detta celebrazione. E oggi, in occasione del tuo giubileo del 50esimo sacerdozio, ti ricambio quel servizio che tu avevi fatto a me leggendo la benedizione papale che impartirai. Insieme a questo gesto voglio dirti grazie. Grazie in primo luogo per ciò che tu sei stato come sacerdote e come amico. Ho avuto la gioia, oltre che averti amico a Silius, averti amico in altre parrocchie. E come non ricordare l'esperienza fatta nella Trecenta, quando io, prima parroco a Jessico e poi ad Orta Cesus, avevo te vicino come parroco di Suemi. L'esperienza continuata a Furtei, nella quale comunità tutte le volte mi invitavi e ben volentieri andavo, e tu facevi altrettanto nelle mie. L'esperienza a Villassor e ugualmente l'altra esperienza a Nurli. Sempre sei stato un amico. Devo riconoscere che dovunque sei stato pastore zelante, sei stato testimone
proprio del messaggio di Cristo concretizzato nel servizio. Mi ha sempre colpito lo spazio che tu hai dedicato alla preghiera e alla devozione mariana. Sei stato testimone della carità, una carità veramente vissuta nell'amore al prossimo, non cercando niente per te, ma facendo in modo che tutto andasse per la gloria di Dio. Sei stato testimone del ministero della confessione, della riconciliazione. Voglio ricordare un fatto che senz'altro farà ridere tutti. Io ero parroco ad Alto Cesus e ci stava proprio l'Equarantoria a Selegas. L'arcivescovo era Monsignor Bonfiglioli e il parroco di Selegas, finita la celebrazione, invitò tutti noi a cena. Tu arrivasti in ritardo e ricordo Monsignor Bonfiglioli ti disse: come mai non sei venuto subito? E la tua risposta fu significativa: avevo lo strofinaccio, dovevo cancellare nella lavagna. Lui non capì subito questo e allora spiegasti che ti eri trattenuto per continuare il tuo ministero sacerdotale proprio nel servizio a questa comunità. Questo dice la grandezza d'animo tuo e l'amore proprio intenso che hai dimostrato. Oggi ti ringrazio. Ben volentieri ho offerto la messa per te e ho compartecipato con i confratelli a questa gioia. Ti auguro ad moltos años, e anche se tu ieri a Don Giovanni hai detto noi a quest'età qualcuno ci considerava cucco, eccetera. No, ecco, tu sei con Giovanni e gli altri persone che in questo momento fanno memoria del passato, ma testimoniano con la presenza, con la missione e poi con quanto Papa Francesco ha ricordato, con la preghiera e anche la sofferenza, proprio che cosa significhi essere testimone di Cristo e offrirsi per la sua causa. Che il Signore ti conceda sempre tanta forza e possa essere per lunghissimi anni sempre testimone di queste verità e portare anime a Cristo ed aiutare tutti che nella variegata esperienza della vita abbiano sempre fisso il proprio cuore, il proprio sguardo dove è la vera gioia, Cristo. Grazie Gigi. E ora leggo la parola. Sua Santità Francesco, di cuore imparte l'implorata benedizione apostolica a Don Luigi Melis nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale e volentieri la estende a quanti si uniscono a lui nel rendimento di grazie al Signore per il dono del sacerdozio e per il bene da lui compiuto nel suo lungo e zelante ministero pastorale. Santuario Santa Barbara Vergine Martire in Villa Salto, 30 giugno 2017. Exedibus Vaticani, giorno 8/6/2017. E qui non capisco proprio chi è. Konrad Krajewski, Archiepiscopus Elemosinarius Apostolicus. Abbiamo parlato un po' tutti, vorrei dire grazie di cuore a tutti quanti, grazie a quanti hanno preparato questa solenne cerimonia, il 50° di celebrazione del sacerdozio ministeriale mio. Grazie a tutti. Per paura di dimenticare qualcuno, accogliete questo grazie grande come l'universo. E saluto tutti quanti voi
soprattutto i rappresentanti delle varie parrocchie, e ritornando nelle vostre parrocchie date un saluto, un abbraccio caloroso a tutti quanti, dicendo che io vi ricordo sempre e io mi alzo alle 5 di mattina per andare in chiesa e poi faccio passare in rassegna tutte le popolazioni, tutti i volti li ricordo tutti, vivi e anche i vostri morti, perché abbiamo gioito e abbiamo anche pianto. E allora grazie di cuore a tutti quanti, quindi all'autorità civile, religiosa, militare, ai sacerdoti, a tutti quanti. E un grazie a Tommaso che è stato veramente in vivo, bravo. Auguriamo, io vedete, muoio contento, se il giorno, diciamo il giorno che celebra il suo la prima Santa Messa, il giorno dopo muoio contento, poi se c'è qualche giorno in più da vivere Tommaso, auguri allora, va bene, grazie di cuore. Poi vi ricordo che adesso logicamente dobbiamo ancora pregare, dare benedizione, che Deum eccetera, che c'è la cena fredda, giù, mi raccomando, tutti dovete partecipare, tutti, così ci incontriamo, ci salutiamo, eccetera. Della vita il mistero che celebra l'altare per Cristo nostro Signore. Barbara Maria Santa, Barbara Maria Santa de Don Gigi Amarra canta, Donni Amalì sconfiggi Amarra cante Don Gigi, in questa vita attuali e sconfiggi Donni Amalì, tu vai te guida me gusta tua vida e non si le si zarrui cade guida vai tu con Cristo in cielo besisi, con Cristo in cielo besisi, mai a lui non si le si e consola su Cristo, cado i pesi con Cristo, ad ognuno consola, non le stessa gente sola, ma me sono potente, sola non le stessa gente, cui io celesti vi ama. De sogni potenti mamma e benedica chi c'è tu mamma celeste che ogni cosa confide a chi c'è benedici che lui tu vuoi fai Barbara e Maria Santa de Don Gigi Amarra canta e Donni Amalì sconfigge Amarra canta Don Gigi me gusta vida tua lì sconfiggi Donni Amalì e fai zite
guida in questa tua vita e non si le si zerrue de guida vai tu in cielo con Cristo decisi e a lui non si decisi ma si faccia de guida Regina la novità, oh Maria Santa e Bella, novità Reginella, donaranta e donante. Oh bella Maria Santa, de cui Dio lo cantai, poter vi ringraziare, tu sai gente di noi. Basta la gara gente e fino sa canta mia Cade un blu e gusto e non si posso fare Oi due Don Gigi e case prendo e simpatia Su gorutega Deo e a fatta emozionare Antonio e Petronilla e estinsa gloria, una preghiera tui, il sussume che vai, e saluto a tutto su questa bella compagnia, e a tutti i spredianti dei più presenziali. E finza sai sindico con tanto simpatia ai scarabineri si onori porti prestai e a tui Don Gigi e con vera simpatia e finza sa cent'anno su chi vostra statura con il saggio santo ed salvile Maria e con che sa croce ia de più sospirare de uno seu voti e commenti e gemia ma una preghiera in ciarrane sciatavai con sacco te dolori e ti recito Ave Maria con tutto il suo rispetto e poi onorai e amigo me li camegare vai compagnia e Deus da giudicai su voi da giudicai grazie alla gente e essa bella simpatia e grazie a Don Gigi muy Dio lo augurai a cent'anni di vita e con salute e allegria e saggio che Dio ma che non ti manchi mai grazie a tutti. Grazie signore Fisio Catteo, il più grande repentinista della Sardegna. Che onore, grazie, amici vecchi.
Supreme Majestate, tua procollatis donis gratias agimus, tuam sempre clementiam exorantes, ut cui petentibus postulata concedis, eos de non desens ad apremia futura disponas, per Christum Dominum nostrum. De cielo prestitis tieis. Oremus, Deus qui nobis subus sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti tribue quesumus, ita nos corpore te sanguinis sui sacra mysteria venerari, ut redentios fructum in nobis ugeter sentiamus, quivis eternias in saecula saeculorum. Pontifice nostro Francisco. Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine. Benedetto San Giuseppe il suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe il suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli